Buongiorno, io sono Vez e benvenuti in questo nuovo video. Oggi partiamo con un argomento molto frizzantino, andiamo a parlare dei mutui. Per iniziare a parlare di mutui, inseriamoli in un contesto. Tu sei una persona che regolarmente fa delle spese. Ogni giorno, ad esempio, vai dal fornaio, compri il pane o qualsiasi altra cosa. Fai degli acquisti regolarmente. Questi acquisti di solito sono piccoli acquisti e quindi tu hai abbastanza denaro in tasca da poter comprare le cose. Quindi vai dal fornaio, prendi fuori i contanti e paghi, oppure con la carta di credito o qualsiasi altro tipo di risparmio tu abbia. Questo vale per i piccoli acquisti. Quando devi acquistare un immobile, come ad esempio una casa, a quel punto la questione si fa più spinosa perché è molto più probabile che tu non abbia i soldi necessari attualmente per comprare una casa. Ed è qui che entrano in gioco i mutui. Partiamo dall'inizio. Tu che cosa fai quando devi comprare una casa? La devi pagare, a meno che tu non entri in modo abusivo, ma te lo sconsiglio. Devi pagare per comprare questa casa. Però i soldi non ce li hai, quindi che cosa facciamo? È semplice, tu ti rechi da una banca e gli chiedi: ho bisogno di questi soldi, me li presti? Ecco, il mutuo non è nient'altro che un prestito di denaro, non prestito personale, mi raccomando, di quello parleremo più avanti, è un prestito di denaro per comprare ad esempio una casa. La banca ovviamente ha molti più soldi di te, quindi potrebbe tranquillamente essere disposta a prestarti questi soldi. Però perché dovrebbe prestare proprio a te dei soldi? Infatti come funziona una banca? La banca ha questi soldi, li investe e guadagna investendo questi soldi. Nel momento in cui presta a te questi soldi, non li ha più per investirli. Perciò che cosa fa? Accetta di prestare a te i soldi, però tu gli devi dare indietro quegli stessi soldi più i soldi che la banca avrebbe effettivamente guadagnato se avesse tenuto per sé quei soldi. Ti ricordo infatti che le banche non sono enti di beneficenza e quindi non fanno niente per niente. Quindi nel momento in cui la banca ti presta dei soldi, dovete mettervi d'accordo. La banca dice: bene, ogni mese o ogni 3 mesi, 6 mesi, un anno, come ti pare, una volta ogni tot tu devi venire da me e restituirmi una parte di quei soldi. Ma non mi devi restituire solo la parte che ti ho prestato io, mi devi restituire anche i soldi che io avrei fatto investendo quel denaro. Quindi che cosa succede? Succede che a scadenza fissa tu devi andare a pagare alla banca la parte di soldi che ti ha prestato e gli interessi. Generalmente le banche vengono incontro ai bisogni dei clienti, quindi potete mettervi d'accordo per restituire l'intera somma più gli interessi in 50 anni, 30 anni, 20 anni. Dipende quanto siete disposti a pagare ogni quanto e in base anche al rischio. Infatti la banca, a prestarli a te, rischia parecchio perché tu non li avevi prima e quindi per ridarglieli indietro, dato che li hai spesi per comprare la casa, significa che devi lavorare per tutto il tempo nel quale devi restituire questo denaro. Se tu hai deciso insieme alla banca di restituirglieli in 30 anni, significa che la banca deve essere sufficientemente sicura che tu per 30 anni abbia un reddito necessario a ridare indietro quei soldi. Infatti anche noi facciamo lo stesso ragionamento più o meno ogni giorno. Se una cosa è molto rischiosa è difficile che poi andiamo a farla. Pensaci bene, saresti disposto a romperti una gamba per 10 euro? Quasi sicuramente no, a meno che tu non sia un masochista. Però se io ti offrissi 1.000.000 di euro per romperti una gamba, un pensierino ce lo faresti. Allo stesso modo la banca decide quanto farti spendere in più rispetto ai soldi che ti ha prestato in base a quanto rischio tu hai. Nel momento in cui tu sei un disoccupato e stai facendo un mutuo da 100.000 euro, la banca dice: questi 100.000 euro ora li spende tutti quanti per comprare la casa, non ha altri soldi e non ha altri redditi, e quindi come me li restituisce questi soldi? Infatti in genere i mutui non vengono concessi ai disoccupati. Però l'esempio era per farvi capire che a un rischio deve corrispondere un guadagno per la banca, perché quei soldi lì rischi anche di non vederli mai più. Ed è per questo che è giusto ridare alla banca più soldi rispetto a quelli che ti ha prestato. Quello che vi ho appena descritto infatti è il tasso di interesse. Il tasso di interesse non è altro che quel numerino che ti dice quanto è rischiosa per la banca la tua operazione. Se la banca ritiene che tu non possa restituire tutto quanto o parte del mutuo, allora imporrà un tasso di interesse molto più alto. Più alto rispetto a cosa? Più alto rispetto alla norma delle operazioni di quel tipo. Quindi ad esempio sul mercato, se un mutuo di solito si fa con un tasso di interesse, ne sparo una, di 0,2 e tu sei una persona molto a rischio perché la banca ritiene che tu probabilmente non pagherai, allora ti metterà un tasso di 0,3. E che cosa succede nel momento in cui tu non puoi più pagare un mutuo?
Nel caso in cui tu non possa più restituirgli questi soldi, la banca rimane a bocca asciutta e questo capite che non può essere, perché sennò le banche domani falliscono tutte quante. Se la gente potesse prendere in prestito dei soldi per poi non restituirli e rimanere impunita, non ci sarebbe più un sistema finanziario, un sistema bancario, non finanziario, la testa. Quindi, oltre a questi interessi, oltre al rischio che vi fanno pagare, che cosa c'è? Ci sono le garanzie. Quindi andiamo a capire che cosa sono le garanzie. La banca dice: bene, io penso che questa persona non mi restituirà i soldi. Decido di prestarglieli lo stesso, però a una condizione. Nel momento in cui tu non mi restituisci i soldi che ti ho prestato, che cosa faccio? Vado, tu hai comprato una casa con quei soldi? Bene, la casa diventa mia. Potrebbe essere un concetto molto antipatico per voi che siete i clienti della banca, però capite tranquillamente che la banca deve per forza fare così, perché se no non riuscirebbe a sopravvivere. Se tu mi hai chiesto dei soldi, io te li ho prestati e poi non me li ridai più indietro, qualcosa dovrò pur fare per tamponare questa perdita, no? Quel qualcosa è pignorare casa tua. Che cosa significa pignorare? Appropriarsene. Non è più di tua proprietà, è di mia proprietà ora. E questa cosa si può fare perché nel momento in cui io ti ho prestato i soldi, ti ho chiesto: hai una garanzia per me? Puoi darmi qualcosa nel momento in cui non mi restituirai i soldi, nel malaugurato caso in cui dovesse succedere? E a quel punto tu mi hai detto: sì, prenditi la mia casa se non ti restituisco i soldi. E così infatti avviene: nel momento in cui tu non mi paghi più, io ti prendo la casa. Però io sono una banca, di casa tua non me ne faccio niente. A quel punto cosa succede? Succede che la banca è proprietaria di una casa che non usa, quindi che cosa fa? La mette in vendita. Perché la banca a questo punto va a vendere la casa che hai comprato? Perché deve ritornare del suo investimento. Mi spiego meglio. La banca ha prestato a te dei soldi, non ha prestato a te una casa, e a quel punto rivuole indietro i soldi. Per ottenere i soldi, dato che tu li hai spesi per comprare una casa, venderà la casa. Di solito le case di proprietà delle banche vengono messe all'asta, in modo che la banca possa recuperare più o meno tanto quanto vi ha prestato, anche se spesso rivende la casa a un prezzo inferiore rispetto a quello che l'hai pagata tu. E come fa a venderlo a un prezzo inferiore? Semplice, perché tu in questi anni hai comunque coperto una parte del prestito che ti aveva fatto. Quindi la banca non è interessata a rientrare di tutto il costo della casa, è interessata a rientrare della parte di soldi che ti ha prestato che non gli hai restituito. Quindi se su 100.000 euro che ti aveva prestato tu gliene ridai 50.000, la casa poi la banca se la rivende a 50.000 per rientrare del suo investimento. Ovviamente questa cosa non si fa solo con le case, si può fare anche con le auto, con una parte dello stipendio, con un sacco di soluzioni diverse. E questa pratica si chiama ipoteca. Tu stai ipotecando la tua casa o il tuo bene. Quindi tu hai detto alla banca: bene, nel momento in cui io non ti ridò più i soldi, tu che cosa fai? Prendi questo bene qui e lo usi come garanzia. Quindi facciamo un riassunto un po' di tutto. Per le piccole spese tu hai i tuoi soldi e spendi quelli. Per le grandi spese, tipo l'acquisto di una casa, tu vai dalla banca e chiedi dei soldi. La banca che cosa fa? Dice: bene, io ho dei soldi, potrei investirli in questo e guadagnare tot. Invece decido di prestarli a te, però tu me li devi restituire in tot anni, dandomi indietro questa parte qui che sono gli interessi, con un tasso sempre maggiore se ho l'impressione che tu non restituirai quei soldi. Il tasso quindi che cos'è? È il rischio che la banca va a correre, cioè è la copertura del rischio che la banca va a correre prestando soldi a te. Nel momento in cui tu ti fai prestare i soldi, quindi che cosa fai? Gli dici: bene, io ti do come garanzia la casa che sto acquistando, nel momento in cui non ti pago, allora tu puoi tranquillamente appropriarti di questa casa e rivenderla per rientrare nel prestito che mi hai fatto. Più o meno funziona così. Penso di aver detto tutto quello che c'era da dire riguardo i mutui per un'introduzione. Sicuramente seguiranno altri video sui mutui, non subito perché vi devo spiegare delle altre cose che serviranno. Io spero di essere stato il più esaustivo possibile. Se qualcosa non vi è chiaro, per favore chiedetemela qui sotto. Sicuramente ci sono delle parti che non ho trattato perché voglio trattare in video a parte, quindi non mi chiedete quelle magari. E niente. Io vi invito a commentare con quello che non avete capito o con delle critiche costruttive. Vi invito a mettere like, iscrivervi, tutte quelle cose da youtuber che io non ricordo mai. Condividere i video, condividere è importante. Cos'altro? Basta. Io vi saluto, per oggi è tutto. Ciao!